Ciao a tutti, Eccoci qua arrivati col tu, che si chiama? Leo. E Leo oggi ha da raccontarci una roba molto interessante. E niente, sono io a preparare un viaggio negli Stati Uniti dei 90 giorni per visitare tutti i 50 gli stati, compreso le Hawaii e l'Alaska, Con? con un camper, un mezzo furgonato, un SUV con la tenda sopra, tipico americano. E Niente. contando a chi vorrebbe fare un po' sta impresa, no? Sta avventura e girare l'America con un camper a Eh. noleggio, i costi, te che ti sei già informato, insomma. Ma allora, Mime fa una proposta di circa $9.000 per 90 giorni, tenendo conto che se uno ha da dormire, da mangiare e noleggiarsi una macchina, alla fine te spende di più. Quindi questo è un po' Il price. il price. E dopo Più il andare a biglietto aereo, visitare. insomma. Sì, il biglietto aereo, ma alla fine c'è il manco quello perché... E cibo e benzina. Sì, cibo e benzina, però anche cibo, te che hai la tua cucinetta, Drio, e quindi te vai al supermercato e compri quello che te vuoi e te spendi manco. E che l'amico qua ha anche il sito, ha detto, no? Se vuoi andare a vedere, a curiosare, lui è un appassionato di motori, il sito è? Si chiama travelsandmotors.com. Esatto, quindi va a vedere, corri subito. Metti in pausa, cioè prima te metti in pausa, dopo te va a vedere. Ciao! Allora, le puntine del mondo con sottofondo musicale del nonno che taglia con motosega gli alberi, no? Aspetta perché dopo devo mettere anche i sottotitoli se io parlo così. Allora, adesso ci sforzeremo di parlare in italiano così Zingano non deve mettere tutti i sottotitoli ai video ogni volta, no? Ecco. Oggi ci sarà l'intervista però al Zingano perché lei è venuto qua uguale, è venuto qua a farmi il terzo grado, E allora sentiamo dai cosa ha da chiedere, i suoi diciamo dubbi, le sue cose che voleva sapere per diciamo affrontare un po' una vita in camper. Sì, allora innanzitutto come scegliere il camper? Nel senso, tu come hai scelto? Volevi già un camper con la mansarda o cercavi un furgonato? Cosa cercavi all'inizio? Allora, partiamo dal presupposto che a Zingano, spero nessuno mi ordierà, ma i camper proprio sinceramente non è che gli vadano tanto giù. Allora, Zingano ha scelto il camper per andare a viverci. Sì. Quindi se io dovessi fare una vacanza in America di 3 mesi, ma anche 6, col cavolo che mi prendo un camper, prenderei un furgone il più piccolo possibile. Sinceramente però il più piccolo possibile, non quei van, no, che non hanno il bagno, non hanno la doccia, Ok, no, sì. direi un furgonato tipo un 6 metri. Sì. Questo per poter anche, è vero che ha le strade grandi e tutto quanto, però insomma Direi che un 6 metri per gli standard americani è come una monovolume nostra, perché hanno questi mega caravan da 12-14 metri che sono dei camion praticamente. Però vabbè, insomma, diciamo che per muovermi io veramente, per fare una vacanza così lunga, 3-6 mesi, un furgonato, decisamente, per avere anche quella sensazione di agilità, che magari non ti serve, però insomma, vuoi mettere tra muovere un camper che è molto più musso. Sì. Cioè un camper non è da paragonare a livello di guida, accelerazione, velocità a un furgonato. E dopo volevo capire un po' te come scegli anche i posti per dormire, per fermarti, o come scegli la location del giorno. Allora, quando vado in giro, allora innanzitutto cerco un qualcosa di relativamente famoso, nel senso una cascata famosa piuttosto che un parco, eccetera. Poi per il dove andare a dormirci me lo segno sulle mappe. Ok? Poi metto la vista satellite e là con un po' di calmina, con la vista satellite e con Google Street View mi studio non tanto i parcheggi, ma tipo dove ci siamo messi oggi, no? Ok, Gli sì. spiazzi tranquilli, possibilmente un po' in mezzo alla natura, dove mettermi. Quindi vista satellite, Google Street View. Poi una volta arrivato lì con l'app puntino agli altri tutti i posti, così hanno la posizione GPS. Ho capito. E com'è vivere con un cane, con un CP in camper? Con un animale in generale? Beh, con l'animale in generale hai tutti i pro che potresti avere vivendo in una casa, niente più niente meno. Qualche difficoltà certo, perché non bisogna sottacere queste cose, perché poi chi si mette diciamo a vivere, a provare questo tipo di avventura, questo stile di vita, si ritrova poi deluso
o comunque con problematiche che prima nessuno gliele aveva dette e lui non era a conoscenza, ossia vivere con un cane nel periodo estivo. Questa è una grandissima difficoltà, soprattutto se si ha cani di una certa taglia o comunque cani un po' sbaruffanti, perché non puoi lasciargli mettere il camper all'ombra e lasciargli le finestre aperte con le zanzariere, questo te le spacca e viene fuori, hai capito? Quindi tenendo il camper chiuso anche con gli oscuranti eccetera, in estate ti dico che è assolutamente impensabile. Potrebbe essere fattibile se uno ha una vita da full timer che riesce a lavorare dal camper, quindi nelle ore calde va fuori dal camper col cane, allora lì ovviamente sì, chiaro. Però lasciare il cane in camper, questa è una delle più grandi difficoltà. Sì, no, c'è poco da girarci attorno, è così ragazzi. In un furgone credo che sia peggio ancora. Quindi diciamo tra il cane e il gatto forse è meglio il gatto perché è anche un po' più indipendente e si riesce a regolare meglio. La vedo dura, nel senso che il gatto magari a casa ha anche più spazi per straviarsi, può avere il giardino eccetera. In camper, cioè dove lo molli? Cioè molli il gatto che ti va nella strada? No, Sulla strada, no. La vedo molto dura, non impossibile assolutamente, perché c'è chi l'ha fatto, Sì. però parlo per me. Cioè se io dovessi scegliere di prendermi un animaletto, col Sì, cavolo devi starci dietro di più in realtà Ma rispetto sì, a come se fosse una casa. decisamente, quindi no, io il gatto no, a casa sì, in camper no, assolutamente. Un acquario che così sta lì e non dà fastidio. Esatto. No, non dà fastidio. Neanche cipista dà fastidio, è qua che cammina con noi, Cara. che annusa in giro. Allora il mister, mentre avevo messo in pausa la macchinetta, mi ha chiesto, cioè si stava parlando di una buona soluzione per fare i video. Sì, no, perché gli chiedevo, cioè, cos'è meglio o come lui si trova meglio per iniziare, per uno che vuole iniziare a fare un vlog o quello che sia, capire. Lui adesso ad esempio ha una macchinetta della Sony con lo schermetto che giri e puoi vederti mentre riprendi. Te vedi a faccia da casa, ok. Con una GoPro non lo puoi fare questo. Ma non è tanto quello. Allora, Shingano bene o male le ha provate un po' tutte, dalle GoPro alle digitali alle reflex eccetera. Credo che probabilmente per la qualità una buona reflex con i vari obiettivi adatti al caso siano la soluzione migliore. Però qual è il difetto di questa reflex piuttosto che l'aggiunta delle GoPro eccetera eccetera? Se tu vai a viaggiare, a farti lunghe passeggiate in montagna o anche in posti che sono pieni di cose veloci da catturare, tipo animaletti eccetera, riuscire a gestirti tutta questa attrezzatura diventa veramente un serio problema. E immagino anche il volume, cioè io già vedo adesso, io ho lo zaino fotografico e se dovessi entrare dentro qua sui rovi mi troverei già in difficoltà, mentre questa è una cosa più piccola. E lo vedi già col cavalletto in mano, guardalo, è già armato lui. Sono armato di tutto punto, anche perché sono qua per provare un nuovo prodotto che mi è arrivato ieri, cioè una lens ball, una palla di vetro per fare delle foto un po' particolari. Io ignoro, poi ce la spiega lui, ce la fa vedere e ce la spiega. Sì, dopo vi faccio vedere tutta l'unboxing, come lo chiamano gli youtuber. Comunque, chiudendo, alla fine dopo averle provate un po' tutte, ho scelto questa digitale particolare, la Sony RX100 M4, ma ce ne possono essere tantissime altre, in quanto primo è portatile, secondo mi gestisce le fotografie e terzo mi fa dei video fantastici. Quindi ho tutto in una tasca perché è grande come un pacchetto di sigarette una volta chiusa. Mi vedo anche quello che riprendo, che è una cosa insomma non da poco per chi vuole fare vlog e quindi anche per la gestione delle luci eccetera. Fidati che è molto molto importante, cioè ti salva un casino di video, oppure ti rende consapevole che il video farà schifo, tipo questo che siamo un po' in controluce, no? Perché abbiamo il sole dietro. Infatti lui giustamente l'ha detto, lo facciamo a ritorno il video. Io, ma no, facciamoli così alla cazzo perché l'ispirazione è venuta adesso, no? Sì, no. E anche questo è il bello della diretta. Sì, ti lo vedi tipo fra 2 mesi, però è la diretta di sì. 2 mesi fa, insomma, buono cazzo. Comunque vabbè, no, sul serio, cioè ti svanghi le palle dopo aver troppa roba sempre dietro, e dopo quando è anche ora di scaricarle e hai i file della GoPro e i file di queste, i file di quelle, e uniscili e mettili assieme, e veniva prima questo, prima quello,
Cioè, sì, ci perdi le ore per magari esatto, fare un video di pochi minuti alla fine. avere la fortuna di trovare una trappola sola e anche buona è la cosa migliore. Assolutamente. Va bene, dai, ci vediamo dopo che vi faccio vedere cosa ho comprato. Yes. Intanto pensa, perché aveva un'altra domanda ma non si ricorda, allora ho detto intanto È pensa. è la vecchiaia ormai. E qua sopra ci mettiamo a fare l'unboxing dall'Auditorium Vista Piave. Con la collaborazione del CP adesso... È pericolosissimo, mi sta attaccando, aiuto! Cane pericoloso! Cosa fai? Guarda, Vai che, giù. guarda che elemento, guarda, Va. guarda che razza di lavori. Vedi, questi sono gli unboxing modello Gypsy, cioè modello Zingano. Quindi seduti Arriva al così, Piave. esatto, e arriva al Piave, su un argine, così. E apriamo, già innanzitutto non sappiamo cos'è, cioè almeno io devo ancora capire cos'è. Una sfera, una sfera di vetro che permetterà di fare delle cose molto particolari, come ad esempio questa foto, Ah, o delle cose simpatiche, molto semplici, però di grande effetto. E adesso vi mostro il marchingegno, che non è nient'altro che una sfera ah, di vetro. ah, porco. Che vedete attraverso, si vede il soggetto o quello che noi stiamo riprendendo rovesciato, però Ah, bisogna stare attenti a utilizzarla al sole perché diventa una lente e ci si può ustionare come sto facendo io in questo momento. Mi sto ustionando. dai. Cazzo, pesa, eh? Guarda che veramente pesa, è stranissimo, no? Per la dimensione, a vederla così uno dice una sfera di... Di cristallo, è Porco cristallo cane. purissimo, e se inizi a sentire la mano che scotta, Ecco, adesso vedo quello che riprendo. però ancora non ti ustiona. No, è freddina. E per fare il click non ho capito, e dove l'attacchi? C'ha dove robe USB? Non è Insomma, molto tecnologica. Ah, che razza è strafanti. Guarda quante strafanti che ho qua. E la sua basetta, la sua basetta, te la metti, l'attacco sotto, te la metti sopra Eh? e te fai foto. Te lo metti sopra un cavalletto Sì, ma per scaricare le foto? e te scarichi sulla macchinetta, te fai con la macchinetta, no con la barra. Quindi lei va dietro davanti alla Davanti lente alla della lente della macchinetta. macchinetta. Ah, adesso ho capito. Infatti mi sembrava, non riuscivo a capire. Ho detto che cazzo di macchina fotografica è? Ok, tutto chiaro. Tecnologia aliena. Tutto chiaro. Quindi vediamo se riusciamo a vedere. No, così no. Forse ci vuole in modalità foto, poi proverò a fare una foto. Che così non understando. Il Pluto. È il Pluto Trigger. È un trigger, quindi un telecomando per fare degli scatti remoti con 24 sensori al suo interno che vengono attivati dalla luce, dal suono, dal movimento. Può essere attivato e funzionante con un'app sua in cui si può regolare qualsiasi cosa, esposizioni, tempi, tutto quello che si può volere. E si collega semplicemente sopra la macchina fotografica all'attacco quello della slitta del flash, e da lì si Ma in wifi o via cavo? si può collegare sia in wifi che con dei cavi, a seconda della macchina che si ha ti vengono forniti dei cavi per collegarla. Attacchi su quello che sarebbe il pulsante remoto. Perché sto facendo di quelle riprese molto Blair Witch Project, sì. Ma d'altronde è così, c'è un canale un po' così. Questo è il sensore. Che storiazza. È una cosa piccolissima, ha un solo tasto per accenderlo, qua ha tutti i sensori del suono, accensione e l'attacco per la vite e per il cavalletto. Gli ultimi stati di vita prima che ritorni a casa e l'amorosa lo uccida per le braghe che si è ridotto. Alte tecnologie, cioè alte anche perché siamo solo al cavalletto, quindi insomma a ragion veduta. Ok, allora il trigger, ossia il telecomandino, necessita di più tempo per essere capito, quindi la nostra recensione è che non ci capiamo un cazzo, ecco, cioè serissima come cosa, così proprio, numero uno. Ecco qua, siamo con la famosa baia o palla e vedremo poi cosa riusciamo a combinare da
dal coso, perché non ho ben capito ancora. Fa tipo l'effetto tipo GoPro, no? In teoria. Sì, è tipo un fisheye Ah. quasi. Niente, un'altra domanda che volevo fare a Yuri è in America è pieno di full timer che sono ragazze o comunque donne. Volevo capire un po' la situazione in Italia, visto che lui ha conoscenze, diciamo, comunque conosce meglio l'argomento, capire un po' com'è il mondo italiano, come è visto un full timer femmina, donna comunque. Allora, ce ne sono anche in Italia che abbiamo conosciuto nei video. C'era la Ben che aveva iniziato a vivere in camper, poi credo abbia avuto dei problemi tecnici, diciamo ha sospeso un attimo il discorso, però credo che ricontinuerà, in quanto ha avuto, diciamo, delle buone impressioni da questa esperienza. Poi so che c'è una ragazza anche che fa la full timer in montagna, quindi insomma strong la signorina, nel senso tosta, no? Perché un conto, sai, è farlo qua in pianura da noi, è un conto magari sui monti dove c'è la neve, temperature più rigide, Sì. magari più difficoltà a Sì, trovare... meno servizi. Esatto, bravo. Però non l'ho ancora conosciuta di persona. So che poi ci sono tante coppie qui in Italia o famiglie che vivono in camper, certi addirittura in 7 in un camper, non li ho mai conosciuti, però, o almeno credo di non avere di persona, no, su internet forse li ho anche conosciuti, forse ce li ho anche amici su Facebook, non lo so, è che io sono un po' così con la memoria. E come età, come siamo piazzati? Ma credo che andiamo dai 25 anni in su, poi passatemi il termine, più in su si va, cioè over 50, over 60, più facile è, nel senso facile trovarne, perché gente che comunque si prende la pensione e giustamente dice vado col mio camper in Spagna, vado a Tenerife, vado qua e vado là, insomma. Quella è una cosa che effettivamente avevo sognato anch'io da molti anni prima, insomma, cioè la serie, perché devo farmi la pensione qua in Italia, mi prendo un camper o qualcosa del genere, una capanna e vado, pensavo in Indonesia, chissà dove. A Bali è pieno di gente full timer Ah sì? che lavora, tutti i nomadi digitali, lavorano tutti su internet, Ah, e Bali è proprio a livello mondiale considerata una delle ma lavorano maggiori. su internet, cosa fanno? Cioè, Qualsiasi sostanzialmente... cosa, dai blog a lavorare sui siti internet, a gente che fa corsi, gente che organizza webinar, quindi seminari su internet, tutte cose che si possono fare, basta avere un computer e una connessione. Poi una cosa, spezzo una lancia, diciamo, a favore dell'italiano quando dice noi siamo i più sfigati, meno pagati, eccetera. È vero, in Italia siamo i meno monetizzati, ma soprattutto in Italia parliamo l'italiano, quindi come bacino che andiamo a coprire è veramente molto ristretto. Un americano o chi altro che parla la lingua inglese, cioè renditi conto che oggi nel 2018 prende tutto il mondo. Infatti, guardando i numeri anche solo degli youtuber italiani anche più famosi, difficilmente si supera il 1.000.000. In America anche la ragazzina che fa il vlog ha 50-60 mila persone che la seguono e dici perché. E quindi sì, è pieno di ragazzine che si mantengono sfruttando YouTube, perché quando inizi a avere 50, 60, ma anche 100.000 visualizzazioni, followers su YouTube, ma ragazzine che parlano di cosa hanno fatto durante la giornata a scuola, Beh, è una è sorta di semplicemente il telefilm fatto dopo, che no? parlando in inglese hanno un bacino d'utenza che è Stati Uniti, Canada e tutto il resto del mondo, tutto il mondo, Australia. cioè, ma anche i tedeschi, voglio dire, siamo noi, adesso non per parlare male dell'italiano assolutamente, però siamo noi che almeno fino a qualche anno fa non abbiamo il concetto del poliglottismo, cioè noi parliamo l'italiano, poi man mano che si va avanti con gli studi c'è chi si specializza, allora parla le lingue, ma in tanti altri paesi alle elementari, alle medie parlano già 2 o 3 lingue, ma tranquille, cioè le parlano, Però no? ti dirò che ho visto anche tanti youtuber italiani che hanno viaggiato al mondo, che sanno 5-6 lingue e fanno i vlog in italiano. Perché la loro anima, la loro lingua, no? Cioè, Sicuramente. anch'io se parlassi in inglese mi verrebbe
da fare i video in italiano. Dopo vabbè, uno dice magari per convenienza mi sforzo a farli in inglese, ma è un po' come il dialetto, no? Cioè che qua spesso mi scappa il veneto e dopo devo star là a metterti i sottotitoli, è perché ti viene spontaneo, no? È la cosa che ti fa sentire a tuo agio, no? Assolutamente. Bene, grazie Yuri di questo intervento. De nada. E salutiamo tutti quanti. E adesso andiamo a berci il tè, cioè proprio per avere questa visione cosmopolitan del mondo, no? Cioè invece di berci il caffè, l'espresso nella moka, ci pinciamo il tè come gli inglesi, senza latte però, Sadina. O soprattutto come gli indiani, come me, visto che il tè viene dall'India principalmente. Esattamente. Ciao! Ciao belli! Ciao, ci vediamo!